Amici sportivi, appassionati di calcio, mettetevi comodi, questa sera facciamo un tuffo nel campionato di seconda categoria, andiamo a conoscere la momentanea capolista del girone G, abbiamo il piacere di avere qui con noi ospite questa sera Daniel Ruben Girardi che è l'allenatore della C9 Stefani Consulting. Buonasera mister. Buonasera Alex, buonasera a tutti. Allora, benvenuto, è la prima volta che ospitiamo il mister qui nei nostri studi, però seguiremo da vicino tante squadre di seconda categoria, fra queste sicuramente anche il 9 durante questa stagione di ripartenza. Mister Girardi confermato anche quest'anno alla guida della prima squadra, ma lui da diversi anni è a 9, prima nelle vesti di calciatore, poi ha allenato per un paio d'anni nel settore giovanile e poi insomma la promozione con pieno merito in prima squadra. Mister, raccontaci un pochino il tuo percorso, il tuo legame con il club. Con il club è un legame ormai decennale, è il 10° anno a 9, arrivato da giocatore, ho fatto 5 anni da giocatore e poi grazie a Sebastiano e a Claudio, il patron Claudio, mi hanno chiesto se Sebastiano Trivellin mi faceva e Sebastiano Claudio Stefani, Trivellin, insomma, diciamo che magari non tutti conoscono. Esatto. Hanno chiesto se avevo piacere di cominciare a allenare là con loro partendo dagli allievi. Ho fatto la prima annata di allievi provinciali, l'anno dopo sono stato promosso con la Juniores e a fine dell'anno mi hanno chiesto se avevo piacere di cominciare a allenare la prima squadra, con qualche dubbio perché sicuramente non ero ancora preparatissimo per farlo, però mi sono preso una bella sfida e siamo partiti 3 anni fa con un progetto che sta continuando. E viva la meritocrazia, insomma, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, insomma, la squadra anche quest'anno è partita molto bene, è vero che siamo solo all'inizio di campionato, è vero che si sono giocate solo 2 partite, però insomma il 9 è primo in classifica, 8 gol fatti, 1 gol subito, 2 vittorie su 2, 4-0 contro l'Arsenal, 4-1 contro il San Pietro Rosà, una delle grandi favorite poi per il salto in prima categoria. Mister, ti chiedo subito se ti aspettavi un inizio di stagione così importante, perché la squadra sembra veramente in palla. Allora, sinceramente non me l'aspettavo, però so che era possibile farlo. Abbiamo lavorato bene questo mese che abbiamo potuto, che siamo partiti, e non è stato semplice perché si doveva partire al 17, siamo partiti al 24, non si sapevano bene le date, però siamo riusciti lo stesso ad allenarsi bene, con serenità, e siamo arrivati abbastanza pronti alla prima partita e siamo stati fortunati, ce lo meritiamo e abbiamo fatto un'ottima partita. Intanto ringraziamo Alessandro Costacurta, Renzo Rigonda alla regia che accompagnano la nostra chiacchierata con alcune immagini sia delle conferme che dei nuovi acquisti che poi vedremo insomma degli allenamenti del 9. Dicevamo mister un avvio importante, adesso domenica prossima insomma una sfida che sulla carta può sembrare facile, può sembrare alla portata una di quelle partite da pronostico scontato contro il Real Stroppari, in realtà sono queste poi le partite più difficili da preparare. Sono partite difficili da preparare, sicuramente sì, però stiamo lavorando da anni anche su queste cose qua, perché alla fine le partite più difficili da preparare sono proprio queste e per crescere bisogna imparare a essere pronti in queste partite. Ci proviamo, come sempre, abbiamo qualche anno in più di maturità e vediamo cosa succede domenica. Magari meglio che arrivino subito queste partite perché insomma oltre poi chiaramente ai tuoi insegnamenti, ai dettami che tu trasmetti alla squadra, c'è anche quell'entusiasmo iniziale dopo 7 mesi senza gare ufficiali, senza calcio, che forse permette insomma di non sottovalutare niente e nessuno perché si pensa solo a giocare e a scendere in campo. Esatto. Bene, allora mister, parliamo un attimino, abbiamo visto qualche immagine dei nuovi arrivi, delle conferme, una rosa
quella del 9 che ha visto praticamente la conferma di circa una ventina, insomma, di giocatori della passata stagione. Questo vuol dire anche stabilità, fiducia, programmazione, pianificazione, ma anche, come dicevamo, per quello che riguarda la tua carriera, meritocrazia, perché sono stati promossi in prima squadra 3 juniores, Leonardo Del Fiacco, Dair Bassim e Matteo Gioffreda, quindi spazio anche ai giovani. In porta è arrivato Andrighetto dal Pianezza e poi sono rientrati Simone Penna e Andrea Baggio. Insomma, tante conferme, qualche volto seminuovo, diciamo così. Sei soddisfatto della rosa, sei soddisfatto del tuo gruppo? Sono soddisfatto del mio gruppo perché vedo che si stanno amalgamando bene e questa è una cosa molto importante dal mio punto di vista. E adesso piano piano vedremo il proseguirsi e speriamo cresca questa fiducia del gruppo e di tutto il resto che c'è intorno, insomma, anche del lavoro che si andrà a fare. Speriamo, dai. Siamo fiduciosi. Fiduciosi. Mister, parlavamo adesso dei juniores promossi in prima squadra. Abbiamo visto all'inizio, nella breve presentazione, che hai lavorato per un paio d'anni come allenatore nel settore giovanile, quindi comunque hai esperienza, hai avuto un contatto con la cantera, col mondo dei ragazzi. Secondo te, nel calcio post-Covid, anche se chiaramente questa è una piccola parentesi che faccio a ogni occasione buona, l'emergenza non è passata, l'attenzione deve rimanere alta, noi parliamo di calcio post-Covid semplicemente perché parliamo del calcio dopo il momento più difficile, quello che ha riguardato questa primavera. Siamo ripartiti, quindi cerchiamo un attimino anche di avere un'ottica e un orizzonte più propositivo. Nel calcio post-Covid ripartire con i giovani può essere la scelta giusta, può essere tra virgolette l'investimento giusto da fare? Sicuramente sì, dopo sappiamo bene che ci sono categorie che magari hanno bisogno del giovane, invece in categorie basse magari il giovane non è che ci sia proprio bisogno di averlo nella squadra, però è un buon modo per farli crescere, perché sicuramente anche in categorie magari più basse c'è qualche ragazzo che magari potrebbe fare qualcosa in più. E magari portarlo in prima squadra può accendere qualcosa di più nel ragazzo e magari può dare di più anche per il suo futuro. Abbiamo parlato appunto di calcio post-Covid, post-emergenza forse è più corretto dire. Com'è ripartito secondo te il movimento calcistico dei dilettanti? Siamo partiti col piede giusto, abbiamo visto insomma le gare di Coppa Italia e Eccellenza giocate a inizio settembre, a metà settembre, hanno dimostrato una risposta importante da parte delle società, grande responsabilità, grande attenzione al rispetto delle norme. Anche insomma, le prime giornate di campionato tutte le varie società hanno dato una risposta importante. Sul campo come è ripartito il calcio invece? C'era gran voglia di ripartire sicuramente da parte di tutti, sia delle società che della federazione. C'è ancora un bel po' di confusione su certe cose che bisogna un attimo... Ogni partita è a sé perché si trovano campi magari che non possono essere perfetti per fare certe cose, però c'è la buona volontà di provare di fare al meglio questa cosa. Si è ripartiti ed è una gran cosa, piano piano cercheremo di mettere a posto meglio tutte le cose, penso da parte nostra, da parte di tutti. Sicuramente c'è ancora un po' di confusione. Però la voglia dei ragazzi e il calcio che stiamo vedendo adesso, le partite che stiamo vedendo adesso, è vero calcio o per vedere effettivamente insomma i veri valori bisogna aspettare ancora un attimo? Sicuramente per vedere i veri valori ci vuole un po' di tempo, perché adesso magari squadre dove sono, soprattutto nelle categorie basse, dove ci sono persone magari non più anziane ma più mature, ci vuole un po' di tempo. Magari una squadra giovane, più dinamica, magari entra prima in condizione, si può dire, o ha meno difficoltà a entrarci. Questo vedo come la vedo così insomma.
Assolutamente condivisibile. Torniamo a parlare un pochino di campionato. Adesso è chiaro che parlare di classifiche, parlare di pronostici dopo solo 2 partite è abbastanza così, lascia il tempo che trova, insomma, diciamo. Però quali sono secondo te le squadre sulla carta più attrezzate e chi può essere la sorpresa di questo campionato? Allora, sicuramente le squadre più attrezzate sono San Pietro e Sant'Anna, dal mio punto di vista. Abbiamo fatto noi una grossa partita domenica e ci siamo presi una bella soddisfazione, perché era una squadra veramente tosta. Il Sant'Anna secondo me è un'altra delle favorite. Poi ci metto il Travettore, che può essere una delle sorprese, e non tolgo il Santa Croce. Scaramanzia non hai citato il 9. Scaramanzia non ho citato il 9. Pensiamo partita per partita e vediamo man mano che andremo avanti col campionato cosa succede. Hai parlato della grande partita contro il San Pietro di domenica, ti chiedo nel tuo album dei ricordi, insomma, qual è la partita, la vittoria che conservi con più piacere. Insomma, tanti tuoi giocatori, sentendoli in questi giorni, hanno detto la vittoria dell'anno scorso contro il Tezze, che poi ha stravinto il campionato, insomma, ed è stato promosso. È stata l'ultima prima del Covid, sicuramente è una partita che mi porto fortemente anch'io nel cuore, perché è stato, se non la migliore, da quando alleno la prima squadra. Però un'altra partita da quando ho allenato gli allievi che mi è restata dentro nella pelle proprio. Era la partita contro il Cassola, il girone di ritorno in casa sua, che abbiamo vinto 3-1, e là sono stato veramente felice di vedere i ragazzi in quella partita là, soprattutto i giovani che avevano proprio voglia di vincerla e sono riusciti a portarla a casa con il lavoro fatto in settimana e di tutto l'anno. E quella è stata proprio una partita molto emozionante. Hai parlato di una gara degli allievi, questo è un assist perfetto per me perché siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata, però volevo toccare un altro argomento con te prima di salutarci, ovvero quello del settore giovanile del 9, insomma un settore giovanile importante, soprattutto gestito in maniera sana, in maniera diciamo propositiva per la crescita dei ragazzi. Qual è la tua idea e insomma, la tua valutazione sul lavoro che si sta facendo con la cantera? Allora, si sta facendo un buon lavoro, sono anni un po' difficili perché ci sono anche altre realtà che stanno lavorando molto bene nella zona. Io, conoscendo Nove da tanti anni, stanno facendo il massimo secondo me, e anche Mirko, il DS Mirko Righetto, certo, sta facendo un grosso lavoro. Sicuramente i meriti vedremo il bene di questo lavoro più avanti, però si stava lavorando bene con le difficoltà del tempo, del momento, insomma, del Covid, però si sta lavorando bene. E allora siamo arrivati praticamente al momento dei saluti. Io ringrazio mister Daniel Ruben Girardi per essere stato in nostra compagnia, ritroveremo il 9 nel corso della stagione. Cosa dire? In bocca al lupo in vista della partita di domenica. Viva il lupo! Viva il lupo, viva il lupo. Io rinnovo l'appuntamento con tutti voi, lo sapete, ogni sera dal lunedì al sabato alle ore 20, il lunedì puntata extra large con tutti gli approfondimenti, commenti e analisi sulle partite più importanti della domenica. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie mister, Grazie a domani. a voi, buona serata.